Welcome to the weekly recap of English language news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia approves a €1.1 billion budget after a marathon regional council debate. After nearly 39 hours of debate, Friuli Venezia Giulia's regional council approved a €1.1 billion summer budget adjustment. The spending package prioritizes infrastructure, local governments, healthcare, and tourism, passing with support from the governing center-right coalition despite opposition votes. Penso che dobbiamo guardarla come una manovra che tocca moltissimi settori nell'interesse della comunità del Friuli Venezia Giulia. Penso in particolar modo alle ingenti risorse che abbiamo dato ai nostri comuni, che grazie alla Regione potranno fare opere e potranno dare risposta alle esigenze delle loro specifiche comunità. Ma non solo, pensiamo anche alle risorse messe a disposizione per la sanità e per quanto riguarda gli investimenti in sanità, cosa ovviamente che ci vuole portare a proseguire quel percorso di miglioramento di risposta sanitaria che è ancora molto lungo, ma già i dati usciti da Agenas ci danno in netto miglioramento rispetto al passato. Ma poi abbiamo investito e continuiamo a investire, penso, sul turismo, sull'impresa, sul lavoro, sulla scuola. Per quello dicevo una legge di assestamento che va a toccare diversi ambiti sulle infrastrutture, diversi ambiti che riescono a, come abbiamo fatto negli anni precedenti, a dare una risposta complessiva e anno dopo anno andiamo ad incrementare la capacità di crescita della nostra regione. U.S. Ambassador praises Trieste during anniversary visit. U.S. Ambassador to Italy Tilman Fertitta arrived in Trieste aboard his 77-meter yacht Boardwalk as part of a tour celebrating the 250th anniversary of the United States. During the visit, he praised the city's beauty, strategic port, and business opportunities before hosting a reception aboard the vessel. You should be very proud of the Italian military as well as the sophistication of the law enforcement here in Italy. It operates at an extremely high level. And remember, what makes this so special for me is that my family is from here, and growing up, and when the people that really were Italian were still alive, being a little kid, and you know, the ones that came over just a generation removed, or even that generation, you know, to be able to come back and spend a few years in this country is you know, the pleasure of my life to serve my country and to be able. Come ho detto ieri anche alla governatrice della Virginia, penso che i rapporti fra territori siano quelli che debbano permeare i nostri paesi, perché sono quelli duraturi nel tempo. Amministrazioni, governi possono cambiare, ma l'alleanza strategica tra Italia e Stati Uniti è fondamentale, e questo lo dico anche in un contesto internazionale di grande confusione dove le democrazie occidentali devono stare unite, e si passa attraverso anche occasioni di business, si passa anche attraverso scambi culturali, si passa attraverso occasioni turistiche reciproche, e su questo anche il protocollo su cui si basa con la Virginia, il protocollo Friuli Venezia Giulia Virginia. National port reform puts Trieste at the center of Italy's maritime future. Italy has moved a step closer to reforming the governance of its ports after the Conference of Regions approved a proposal to create a single national body overseeing strategic investments. Speaking in Trieste on Friday, Deputy Infrastructure Minister Edoardo Rixi said the reform would help Italy strengthen its position as leading European maritime hub by improving coordination between ports, railways, and logistics. Rixi also stressed the need for better rail connections in Friuli Venezia Giulia. It's very important to have a global vision of maritime sector, especially Italy want to be the first European country in maritime sector for the next 10 years. It's important because we invest a lot of money to develop a railway system and TEN-T corridor. Trieste steps up nightlife checks to boost safety and peaceful coexistence. Trieste Commercial Police Unit reminds residents and visitors to mind the city's outdoor sound regulations. In the coming weeks, officers plan to patrol zones of interest for violations including Via Torino, Piazza Ponte Rosso,
Viale Settembre, and of course Parcola. And the local police are also responsible for monitoring Trieste nightlife. Our commercial police units carry out several inspections, especially during the summer season. The respect of laws, regulation is very important, is essential for a safe and responsible enjoyment, but also to grant a peaceful coexistence for everybody. Trieste hits a high note as summer tourism continues to soar. Summer season in Trieste and Friuli Venezia Giulia kicked off on a high note. La stagione estiva del turismo a Trieste, come sta andando? È partita bene, i numeri sono positivi, segniamo sempre una percentuale positiva, quindi sempre un segno più sulla crescita. La programmazione continua, i lavori di ampliamento dell'offerta ricettiva dei 4 Stelle è in corsa. Ricordo sempre che avremo entro il 2028 400 camere in più di offerta di turismo di qualità. Il primo ad aprire i battenti sarà Palazzo Callister, sarà un indigo, quindi un taglio sul mercato americano che si aggiunge già a una collezione di brand importanti in città, Hilton, Savoia. Arriverà anche un Marriott, per cui la spinta propulsiva e la crescita in termini turistici della città viaggia su 2 binari paralleli estremamente importanti: grandi investimenti, grandi investitori, grandi numeri in crescita. Concerti a Trieste, che impatto avranno alla città? Abbiamo un weekend già sold out da diverso tempo. Il concerto dei Gorillaz prevede più o meno 16.000 presenze in Piazza Unità, quindi un numero molto importante. A oggi praticamente non si trovano più camere a Trieste, ne rimangono libere solo qualcosa 4 o 5 stelle. Il venerdì comunque abbiamo una saturazione che oscilla sul 90%, quindi la città risulta bella piena di turisti, e la domenica con il concerto degli Eiffel abbiamo una saturazione all'80%, quindi ci attendiamo un weekend veramente all'insegna del grande lavoro per quanto riguarda la ricettività. In Trieste celebrates 5 years with the launch of its milestone 21st print edition. In Trieste celebrated the launch of its summer edition and its 5th anniversary at Pieri, bringing together local entrepreneurs, journalists and expats for an evening of community, networking and a toast to the magazine's first 5 years. So what does it mean for you to be here today? Well, it's a pleasure for me to be here to celebrate the birthday of in Trieste. Happy to be here. I think that this reality in Trieste is a very important publishing company in our town, in our city. It's an important presence not only for foreign people but also for the Triestini. What would you say is a distinguishing factor of In Trieste? Are you a fan, and why are you a fan of this magazine and this web TV? I think I wait, I'm not the only one. I wait for 2 months about for next number of In Trieste, just to discover what are the arguments that is treated in the review. So. Well, it's something that is focused on specific items, that in my opinion are very, very interesting, which does not happen in other, let's say, magazines. Started following In Trieste since it started. We're now at its 5th birthday. How have you seen the magazine evolve and change over the past 5 years? Well, at first place, I was so happy when it started because my Italian is very poor. And this was the first very interesting magazine in English, which I obviously can understand just a little. So I was very happy about that. And also the articles were always very interesting. Trieste makes a splash as the city's quirkiest summer tradition returns. Trieste's beloved Olimpiade delle Clanfe returned to Bagni Ausonie for its 19th edition, drawing 176 participants in a celebration of humor, costumes, and spectacular splash dives. The annual event is a staple of the city's summer calendar. To be happy
to share my enjoy to all people of Trieste. Schizzo. Perché fate parte di Clown? Beh, perché è una manifestazione ormai che si ripete da anni, ci si diverte molto e ci si maschera, è ormai diventata una competizione fra dei grandi. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.